È un libro che nasce sulla base di un'esperienza chiaramente adolescenziale, di un ricordo. Ripercorrendola mi sono accorto di tante cose, mi sono venute in mente molte domande. L'intenzione mia a quel punto là è stata quella di documentare questi paesaggi percorsi da questa strada importantissima e ne è venuto fuori questo libro. Alemagna, luoghi e paesaggi, un racconto emozionale sull'evoluzione dell'antichissima via di collegamento che parte da San Vendemmiano in provincia di Treviso e si inerpica fino a Dobbiaco in Pusteria. Un viaggio per immagini durato 4 anni per Giovanni Cecchinato, fotografo professionista veneziano che ha documentato sapientemente l'evoluzione della statale 51. Suoi compagni di viaggio, il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, studiosi, storici, geologi e critici d'arte. In questi 4 anni ho potuto osservare tutte le metamorfosi di quei territori, le cose positive, le cose meno positive. È molto cambiata. Le variazioni sono importanti dal punto di vista tecnologico perché è la prima strada in Italia che è diventata smart road, per cui importantissima come progetto pilota, ma allo stesso tempo soffre di tematiche importanti come le fragilità del territorio. Le tematiche affrontate sono molte e connesse anche alla realizzazione dell'A27 che ha causato abbandono di luoghi. Ho scoperto che alcuni paesi, come mi pare fosse Termine, fossero circa 1 migliaio, sono rimasti una ventina, a Macchietto mi pare che adesso siano in 9, 10, per cui tutte queste piccole frazioni hanno subito una sorta di tracollo. Il volume si presenta con un'edizione preziosa e per questo Cecchinato ha pensato di supportare il suo lavoro attraverso un'operazione di raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso, un sostegno per la rifinitura dell'opera che sarà disponibile per gli appassionati entro fine luglio.